Buongiorno Sicilia e ben trovati anche oggi, ben trovati da Roberta Lunghi e certamente dal collega Angelo Gagliano. Buongiorno. Buongiorno Roberta e buongiorno a chi si sveglia insieme a noi. Insomma, sono i parecchi, mi risulta, che a svegliarsi insieme a noi. Venerdì, dunque, chiudiamo questa settimana di programmazione di Buongiorno Sicilia, all'insegna sempre della grande informazione, l'informazione sul territorio e non solo, una corposa rassegna stampa che fra poco curerà Angelo Gagliano e tanti argomenti. Oggi faremo un focus su Catania, in particolare sulla situazione che riguarda l'emergenza rifiuti e vedremo di capire se di emergenza trattasi anche in questo momento con l'assessore, il neoassessore all'ecologia Salvo Tomarc. Poi toccheremo un tema molto suggestivo, quando parliamo delle farfalle è come se aprissimo insomma la porta di un sogno, grande stupore sempre dietro il movimento delle loro ali. Ci occuperemo di questo ospitando due personaggi che sono legati al mondo appunto della casa delle farfalle. E poi spazio al Taormina Film Fest, perché Taormina sta vivendo ancora la sua 69esima edizione del festival. Ci collegheremo proprio con Taormina per sapere insomma quello che può essere considerato un parziale bilancio di questa edizione. E poi ci occuperemo di beni di rifugio. Attenzione, se avete qualche soldino vi spieghiamo come impiegarlo. Detto questo, apriamo subito con l'informazione del territorio. Sul territorio ha fatto grande eco anche sulla stampa nazionale, lo vedremo naturalmente più tardi con Angelo Gagliano, l'arresto di Mario Di Ferro, uno chef molto noto a Palermo, gestore del ristorante Villa Zito, considerato il pusher dei VIP e tra i VIP anche l'ex presidente dell'Ars Miccichè. Vediamo il servizio di Manlio Viola. Sarebbe il pusher dei VIP di Palermo e il primo caso di cessione agli stupefacente contestatogli nel mese di aprile scorso non sarebbe certamente l'unico. Almeno questa è l'accusa mossa allo chef nonché gestore del noto ristorante di Villa Zito in pieno centro della città di Palermo, Mario Di Ferro. Il GIP Antonella Consiglio ha disposto una misura cautelare per 6 persone alle quali vengono contestati a vario titolo diversi episodi di vendita e cessione di droga ai clienti della Palermo Bene. Tra gli indagati c'è proprio lui, Mario Di Ferro, accusato nel provvedimento di aver procurato e ceduto cocaina tra gli altri all'ex presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, che però non è indagato. L'inchiesta è coordinata dal procuratore del capoluogo Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido. Miccichè andava a comprare la droga con l'auto blu, quella di servizio dell'Ars secondo l'ordinanza. Si tratta della stessa autovettura nella quale nei giorni scorsi è stato trovato un dispositivo GPS piazzato per seguire i suoi spostamenti. Lui, Miccichè, ammette di conoscere Mario Di Ferro. Andavo alle sue feste che erano molto divertenti, ma non c'era droga, dice. Poi con una nota ufficiale precisa: escludo in maniera categorica che io mi muova in macchina con il lampeggiante acceso, è un errore che ho fatto nella vita di cui sono pentito. Considero molto più importante nella mia vita di essere stato onesto, non avere mai fatto del male a nessuno, non avrei mai rubato un centesimo. Per ognuno di noi qualche errore nella vita l'ho fatto. L'importante è essere a posto con la propria coscienza e io lo sono. Il procedimento nasce da un'intercettazione disposta nell'ambito di un'altra indagine. Gli inquirenti ritengono di essere arrivati ad accertare diversi episodi di cessione di droga che l'indagato avrebbe realizzato con l'apporto di altre persone come Gioacchino e Salvatore Salamone, già condannati per spaccio in un processo sui traffici dei clan mafiosi palermitani. Di Ferro si sarebbe rivolto a loro per rifornirsi dello stupefacente e avrebbe anche usato 3 suoi dipendenti come pusher. Sia i Salamone che i dipendenti sono indagati. A Di Ferro sono stati concessi gli arresti domiciliari, ai Salamone è stata disposta la custodia cautelare in carcere, ai 3 dipendenti di Villa Zito è stato imposto l'obbligo di firma. Mario Di Ferro fu sorpreso ad aprile a vendere cocaina all'ex funzionario dell'Ars Giancarlo Migliorisi, all'epoca nella segreteria tecnica del presidente dell'Assemblea Gaetano Galvagno. Migliorisi ammise l'acquisto e venne licenziato da Galvagno. Già allora si disse che la droga però fosse destinata a qualcun altro. Fondi, parliamo di 11 miliardi per velocizzare la tratta ferroviaria che collega Palermo, Catania e Messina. Il tutto verrà attuato attraverso una nuova tecnologia, la cosiddetta tecnologia BIM, ma ci dice tutto in questo servizio Natale Bruno. Valgono 11 miliardi i cantieri per realizzare il nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina, per velocizzare la Palermo-Trapani via Milo e per realizzare la fermata all'aeroporto di Trapani Birgi, su un totale di 50 miliardi di investimenti
di rete ferroviaria italiana in corso in tutta Italia. Avranno un fortissimo impatto sull'economia siciliana, ma per realizzare in tempi adeguati i piani di alta velocità servono le talbe BIM, ovvero frese meccaniche spesso utilizzate per spianare la strada alla metropolitana nelle città. Parola di Filippo Palazzo, il commissario straordinario per la Palermo-Catania-Messina. È uno strumento nuovo che digitalizza l'intero progetto. E quindi da questa digitalizzazione si può tirar fuori una serie di risposte molto interessanti. Oltre che la progettazione serve anche per il controllo dei lavori, utilizzando strumenti moderni che vanno dai classici computi metrici rilevati a mano fino all'utilizzo dei droni per riprendere delle situazioni che, appunto, essendo poi riscontrabili con un progetto digitalizzato, è possibile fare anche un avanzamento dei lavori molto interessante. È uno strumento molto utile anche per il controllo e per l'informazione che possiamo avere tutti, anche il semplice cittadino può, collegandosi ad alcuni siti che sono in via di implementazione, in via di consolidamento, può avere notizie aggiornatissime sul tipo di lavoro e su a che punto siamo arrivati. Il presidente di ANCE Sicilia, spiega l'associazione dei costruttori, ha avviato un'interlocuzione con Webuild, ex Gruppo Salini, il principale appaltatore dell'alta velocità nell'isola, e nei prossimi giorni sarà organizzato un incontro con lo scopo di individuare per ogni territorio tutte le imprese specializzate associate ad ANCE Sicilia che possono concorrere a comporre le filiere. Il nuovo collegamento Palermo-Catania-Messina è stato tutto appaltato e le prestazioni sono state consegnate per tutti i lotti, sia per i 6 lotti della Palermo-Catania, sia per i 2 lotti della Catania-Messina, quindi sono tutti operativi. Per gestire i cantieri aiutati dalla nuova tecnologia BIM serviranno almeno 10.000 maestranze e centinaia di imprese da formare in filiere specializzate e dedicate. Insomma, tanti investimenti, tanta manodopera necessaria. Le intenzioni ci sono, Angelo, sulle tratte ferroviarie della nostra isola, che sono certamente il tallone d'Achille, no? Per quello che riguarda la mobilità, ma vedremo, insomma, e speriamo di raccontarvi la parte esecutiva, non solo ovviamente quella di progettazione. Allora, con Angelo Gagliano apriamo subito i giornali, le pagine dei quotidiani regionali e, insomma, come si immaginava, partiamo proprio dal pezzo d'apertura col quale abbiamo iniziato Buongiorno Sicilia. Sì, vediamo sull'edizione di Palermo di Repubblica lo scandalo cocaina e politica, scrive per l'appunto Repubblica, c'è pieno di neve qua, un virgolettato, ma intanto l'inchiesta, arrestato lo chef che spacciava cocaina alla Palermo, bene Gianfranco Miccichè, se anche sniffassi sarebbero fatti miei, questa è la sua posizione. Pagine interne, vedete, droga, politica e VIP, arrestato lo chef che riforniva Miccichè, tutto ruotava intorno a Mario Di Ferro e al locale di Villa Zito, in manette i fratelli Salamone, indagati 3 dipendenti del ristorante, ma su Repubblica c'è anche l'intervista con l'ex presidente dell'Ars che dice anche se sniffassi coca sarebbero fatti miei, il test del capello non lo faccio, è solo demagogia, io a Villa Zito andato a pranzo e non ho mai comprato droga, ho sempre ammesso di aver fatto uso di cocaina in passato, se lo facessi a 70 anni sarei nella tomba. E ancora, escludo di essere andato al locale con il lampeggiante acceso, il mio autista sa che non lo deve usare. Questa insomma è la notizia più forte, la notizia di apertura di oggi sulla edizione di Repubblica Palermo, che poi ha un'intervista all'ex direttrice del carcere Pagliarelli a Palermo e non solo. La dirigente dice chi dirige il carcere, eccolo qui il titolo, non può riconoscere la leadership dei boss. Il riferimento lo troviamo subito nelle pagine interne, protesta dei boss in carcere. La domanda è questa: sovraffollamento e falle creano falsi paladini, il penitenziario tratta e fa sentire tutti uguali e disconosce le posizioni di potere. Purtroppo non abbiamo psicologi o educatori in grado di
attendere questa cultura. Questa è la intervista con la Barbera. E poi lasciamo la Repubblica Palermo, siamo adesso alla Sicilia di Catania. Come vedete anche qui il titolo in alto sull'inchiesta sullo spaccio di droga nella Palermo Bene: Miccichè in auto blu dal pusher dei VIP, ho fatto errori ma sono un uomo onesto, queste le sue parole. Altre notizie in prima pagina sulla Sicilia: il PNRR e i migranti, fondi in arrivo dall'Unione Europea, Meloni a Bruxelles, smorza i toni dopo gli attacchi in aule e ottiene i primi risultati. C'è intanto una melina sul MES fisco, meno tasse su tredicesimi straordinari a conto IRPEF a rate. E l'altra notizia che riguarda invece la nostra regione, si parla di bonifica ma soprattutto evidentemente dei consorzi. Il governo regionale vara la riforma attesa ormai da troppi anni, svolta per l'agricoltura siciliana. Una inchiesta che della UIL, uno studio: in Sicilia solo pensioni da fame, la più bassa d'Enna con 904 euro. E poi vedete anche qui la notizia di cui abbiamo parlato sulle infrastrutture, i collegamenti, l'alta velocità in Sicilia. Per realizzarla centinaia di imprese, 10.000 lavoratori. Questa è la prima pagina della Sicilia di Catania, che poi ha anche altre notizie all'interno. Andiamo subito a vedere. Intanto parliamo proprio delle pensioni siciliane, perché come sottolineato sulla prima, anziani in Sicilia assegni da fame. Qui gli assegni per la Barone della WILP, gli assegni mensili sono in media di 1.062 euro, inferiori di 300 euro rispetto al nord, ma a Enna si riducono a 904 euro e sono ancora più bassi per le donne. Situazione certamente non proprio in linea con il resto del paese. Poi i consorzi di bonifica, c'è la riforma, il DDL della Giunta, le strutture passano da 13 a 4 corrispondenti ai bacini idrogeografici omogenei. La gestione torna agli agricoltori, si coordina l'irrigazione con la risorsa idrica e dunque vedremo quali saranno gli effetti poi sul campo. Una notizia di cronaca che riguarda un operaio che ha ricevuto la lettera di licenziamento, ha tentato di suicidio, è stato salvato dai carabinieri. Tragedia sfiorata ieri nella mattinata al centro direzionale delle Ciminiere: un 59enne ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, un passante ha chiamato il 112, i militari sono riusciti a fare desistere l'uomo, dopo averlo afferrato lo hanno affidato ai sanitari. E vedete questa foto nella quale per l'appunto si vede l'uomo con gli uomini dei carabinieri che lo hanno poi convinto a desistere dal suo tentativo di suicidio. Ancora siamo sulle pagine della città, dedicata alla città di Catania, perché è arrivato un assaggio di caldo, abbiamo avuto la prima ondata di caldo africano. Allora incendi, assaggio di stagione, doppio intervento per spegnere le fiamme a ridosso degli insediamenti abitativi sul mare a sud dell'isola, nell'oasi del Simeto. Una giornata di tensione per i focolai vicini ai villaggi a mare. Questa è una storia che si ripete quando arriva, diciamo, il caldo, quello intenso, quello africano. E poi ancora leggiamo sempre sulla pagina dedicata alla città di Catania: cittadella giudiziaria, è stato rigettato il ricorso, ora stop ai pregiudizi. A parlare l'assessore all'economia Marco Falcone, commenta la decisione del TAR sull'azione intrapresa dal Movimento 5 Stelle e alcuni cittadini. Aricò espone i punti di forza del progetto di uffici giudiziari di Viale Africa, opera che dovrebbe dunque cominciare il suo iter per la realizzazione. Dalla Sicilia siamo adesso alla Giornale di Sicilia. Come vediamo anche sul Giornale di Sicilia, il titolo di apertura: la droga dei salotti e bufera su Miccichè. Per gli inquirenti l'ex presidente dell'ARS, non indagato, acquistava al telefono la cocaina da Di Ferro e la ritirava con l'auto blu. La replica: sono a posto con la mia coscienza. Poi chiunque fa errori nella vita, per il deputato di Forza Italia è molto più importante essere stato onesto
onesto è non avere mai rubato. C'è un retroscena, le microspie nella cucina del ristorante, pesanti accuse per i Salomone. Questo sulla inchiesta, questa operazione antidroga. Consorzi di bonifica passeranno da 13 a 4, l'abbiamo già visto anche sulla Sicilia. Poi una notizia di cronaca: assalto al furgone, bottino da 100.000 euro, tutto questo in pieno centro, vicino i 5 banditi sono stati protagonisti di un raid su un'auto rubata, tolta la pistola vigilante in fuga in direzione dello Zen. Ma c'è altro, stasera c'è un concertone alla Foro Italico, la carica dei 44.000 si replica a distanza di pochi giorni rispetto a quanto c'è stato proprio sempre a Palermo con i concerti di Vasco Rossi. Tutti saranno tanti saranno gli ammessi attraverso i varchi, apertura alle 13 sino alle 20:40, ci sono state le prove e comunque c'è una guida su come muoversi all'interno delle pagine interne in città. E poi ci sono altre notizie. Ve ne segnalo due che ci portano anche ai fatti nazionali. C'è la storia della ragazza 17enne che è stata assassinata a Roma, l'ira della madre me l'ha massacrata, dice. E poi un altro tema assolutamente diverso, si parla di calciomercato, Vasic e gli altri, decolla dunque il mercato del Palermo. Conini prova a cambiare anche il modulo della sua squadra. E adesso siamo alla Gazzetta del Sud, apertura sempre dedicata alla città di Messina, e l'attenzione è proprio al turismo. È un turismo da record, confermato l'interesse di alcuni importanti gruppi a realizzare dei nuovi hotel. La città è inserita sul sito specializzato tra le località italiane più ricercate nel mese di luglio. E poi il beach volley, grande spettacolo proprio in piazza Duomo, tanto pubblico per l'appuntamento del World Pro Tour, gli azzurri, scenario incantevole. E ritroviamo anche sulla prima pagina della Gazzetta del Sud le parole disperate della madre di Michelle: me l'ha massacrata, il ragazzo è stato bloccato con le scarpe sporche di sangue, il movente ancora da chiarire, anche se devo dire, poi lo scopriremo leggendo i quotidiani nazionali, pare forse anche un debito di 30-40 euro potrebbe essere stato all'origine di questo efferato delitto. Ci sono altre notizie, ma anche sulla Gazzetta del Sud l'arresto del pusher dei VIP, cocaina anche a Micciche, l'esponente di Forza Italia che non è indagato, o la coscienza a posto. Queste le sue parole. Siamo in chiusura, il tempo per appena un paio di notizie, una di cronaca che vediamo qui: cade dal parapetto di Viale Italia, è morta una cinquantenne, quindi è accaduto a Messina. E poi, per restare nel messinese, a Tortorici il Consiglio Comunale decide di annullare il distesto finanziario, decisione inedita d'Aula, un atto politico forte che però trova discorde le opposizioni. Tortorici è uno dei paesi che appartengono ad una certa area e quindi fa discutere. È curiosa anche questa notizia. Mi fermo qui per il momento, sì. Fra poco riprendiamo. Sì, riprendiamo tra pochissimo, giusto il tempo di una pausa e poi sarà il momento dedicato alla stampa nazionale. Buongiorno Sicilia, il momento di dare nuovamente la linea ad Angelo Gagliano, pronto con le prime pagine e non solo dei quotidiani nazionali. Angelo. E allora, cominciamo stamattina la rassegna nazionale con il Corriere, lo vediamo subito, la prima pagina. Il tema che viene affrontato è quello dei migranti, più fondi europei, la Meloni smorza i toni, in arrivo 12 miliardi, pressing sull'Italia per il MES, Premier soddisfatta, buon punto di partenza, ma Polonia ed Ungheria frenano su questo patto che mette in primo piano quella che è una sorta di assistenza obbligatoria tra i paesi, certo, dell'Unione Europea. E poi la notizia delle purghe putiniane,
in arrivo con la guerra in Ucraina, la Wagner via dal fronte, questo è quello che scrivono i giornali stamattina. L'università negli Stati Uniti è stata abolita la norma per favorire le minoranze e intanto anche qui in prima pagina i PM, Michiché comprava coca con l'auto blu, l'accusa è davvero di quelle pesanti. Eccola qui la notizia di cronaca di cui abbiamo accennato. Michelle, alunna modello, assassinata da un trapper. Ai parenti della vittima c'è un complice. A uccidere Michelle è stato un coetaneo, ora in arresto. L'aspirante trapper potrebbe averla attirata in una trappola. Lei ha cercato di parare le coltellate, la madre me l'ha massacrata. Questa è la prima ricostruzione di questo atroce delitto. E poi quanto avviene in Francia, c'è una foto notizia proprio in prima. Macron invoca la calma, schiera 40.000 agenti. Il ragazzo ucciso causa a Parigi, la mamma voglio giustizia per questo altro fatto gravissimo avvenuto però stavolta in Francia. Questa è la prima del Corriere della Sera. Tema diverso invece in apertura, perché sul Corriere abbiamo visto la vicenda migranti, mentre invece Repubblica punta su quelle che sono le ritorsioni di Putin, l'ora delle purghe. Sotto interrogatorio Surovkin, altri ufficiali sospettati di complicità con il golpe dei mercenari, scomparso il generale Gerasimov. Mosca prende il controllo delle strutture della Wagner da San Pietroburgo alla Siria e nessuno sa dove si trovi in questo momento Prigozhin. Intanto c'è sdigelo tra Zuppi e Kirill, possibile un altro incontro tra il patriarca ed il Papa. Questo per il conflitto in Ucraina. Poi, a proposito di fatti che arrivano dal mondo, lo abbiamo già letto sul Corriere, stop alle quote per le minoranze nei college degli Stati Uniti. E la morte di Nael, la Francia teme giorni di violenza. E ancora Fratelli d'Italia sfida l'Europa sul MES, ratifica entro giugno del 2024, ostacoli a Bruxelles sulla nuove rate per il PNRR. Altre notizie anche qui, Roma, Michelle forse uccisa per un debito e si incomincia a intravedere l'ipotesi di cui abbiamo già parlato. Allora, a proposito di questo fatto, visto che siamo in tema, andiamo subito a leggere nelle pagine interne cosa scrivono stamattina i quotidiani. Eccolo qui. Intanto Repubblica scrive: 6 coltellate per Michelle, ha lottato fino all'ultimo e spunta la pista del debito. Fermato l'amico, il fidanzato, sono distrutto, stava con me e non voleva altri. Questo lo scrive Repubblica, ma la notizia in qualche modo viene riportata anche dagli altri quotidiani nazionali. Michelle, il killer 17enne, era drogato, l'ipotesi di un debito di 40 euro. La vittima inseguita e colpita con almeno 6 coltellate, i familiari deve avere avuto un complice. Questo riportano tutti i quotidiani nazionali. Vedi, la vittima uccisa per 30 euro, lo scrive anche La Stampa, quindi ci sarebbe questa pista. E poi, a proposito di cronaca, visto che ci siamo, sul giornale, le pagine interne del giornale, ricorderei certamente il caso della bimba Cata scomparsa Firenze. C'è una svolta nel sequestro, ci sono 3 sospetti ed un furgone, uno degli indiziati è un parente. Una telecamera ha ripreso un uomo che carica qualcosa a bordo, quindi potrebbe esserci una svolta in questo caso, vedremo se così sarà. Intanto riprendiamo l'analisi delle nostre prime pagine, abbiamo affrontato un paio di notizie di cronaca. Siamo adesso al Sole 24 Ore, si parla di 13esime, acconti e sconti IRES, tutte le novità della riforma fiscale, ok in Commissione Finanze alla Camera, altre modifiche in Senato, voci straordinarie in busta, forfait solo per dipendenti e con redditi più bassi, autonomi verso acconti a rate a novembre, premi alle imprese che assumono. Questa la sintesi. E poi c'è una notizia che arriva dalla Germania, perché l'inflazione cresce al 6,8%, ma
Torniamo sui quotidiani, diciamo, generalisti. Abbiamo visto cosa scrive il Sole 24 Ore, siamo adesso alla Stampa. Il governo Meloni, la fiducia resta alta, la premier modera i toni a Bruxelles, sui migranti c'è la linea dell'Italia, ma il veto polacco blocca l'intesa a proposito di questo piano di solidarietà. E poi l'economia, leggiamo ancora bonus pensioni basse, Giorgia Spot nei cedolini. Che cosa significa tutto questo? Pare che nel cedolino, anziché la voce 14ª, nel cedolino nel mese di luglio sia stata inserita la voce bonus Meloni. E ancora leggiamo sempre dalla prima pagina della Stampa. I figli di Berlusconi blindano la Fininvest. E ancora si parla di trasporti, le ferrovie ad agosto, cantieri non rinviabili, la beffa dei rimborsi. Si torna, è un paio di giorni che il quotidiano torinese insiste su quelle che sono le difficoltà per quanto riguarda il trasporto su rotaia in Italia. Poi arrestato Bellini, la strage di Bologna, c'è un patto segreto, ombre nere, scrive la Stampa. E anche qui, vedi, abbiamo già affrontato, abbiamo già detto di questa storia, la storia atroce di Michelle, uccisa per 30 euro. L'amico ha ammesso di aver accoltellato la ragazza 17enne, la madre non ha agito da solo. Foto notizia per ricordare questa giovanissima con un destino davvero crudele. Adesso siamo ad Avvenire. Come sempre il quotidiano dei vescovi ha delle aperture particolari. Sì, c'è il tema della guerra in Ucraina in primo piano, ma punta il dito e l'attenzione sulle chiese unite per la pace, incontro tra Kirille e Zuppi. Bisogna evitare un conflitto più grande, il Papa non si rassegna, vuole fare qualsiasi cosa, la Wagner fuori dall'Ucraina, Prigozhin scomparso, giallo sul resto del generale Surovikin, praticamente sarebbe coinvolto nella rivolta, così almeno scrivono stamattina su Avvenire. La Francia brucia, blindate le periferie, riferimento all'assassinio del giovanissimo in pieno centro a Parigi. L'Europa pressa sul MES, Meloni prende intanto altro tempo. Anche qui c'è la notizia del blitz a Palermo, preso lo chef spacciatore tra i clienti Micciche con l'auto di servizio, Michelle assassinata a 17 anni dall'amico. Queste sono le notizie di stamattina, almeno per il momento. Io mi fermo qui, se sei d'accordo, abbiamo tantissimi giornali ancora da poter leggere. Avremo modo nel corso della puntata. Adesso ci fermiamo ma ci fermiamo per modo di dire, perché in realtà non ci fermiamo, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per domani. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando una perturbazione investirà il centro-nord Italia, rovesci e temporali sparsi. Al sud invece bel tempo, ci sarà l'anticiclone con tempo appunto soleggiato. Andiamo alla Sicilia, una giornata di ampie aperture del cielo, situazione tranquilla. Tra l'altro qui i venti saranno ancora in prevalenza da sud, con caldo che si farà sentire su molte zone interne. Sabato ruoteranno di maestrale. Ecco appunto le temperature che localmente toccheranno i 33-34 gradi, quindi giornata di caldo. Andiamo a vedere poi la situazione per la giornata invece di sabato. Non ci saranno grandi variazioni, a parte un po' di variabilità sul messinese. Non prevediamo temporali, venti però ruoteranno di maestrale, mari in prevalenza mossi o poco mossi. Temperature che aumenteranno specie sui settori centro-meridionali dell'isola, e infatti possiamo notare dove su molte zone supereremo i 34 gradi. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Siamo tornati in studio, buongiorno Sicilia, è il momento di puntare l'obiettivo sulla città di Catania, in particolare su un neo giovane assessore che ha certamente assunto il compito forse più ingrato nella città di Catania, quello di essere assessore ecologia e ambiente. Saluto Salvato Marchio, buongiorno assessore. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, dicevamo giovanissimo, e questo insomma fa pensare a grande entusiasmo, ma con un compito molto difficile, inutile negarlo. Quando è stato nominato assessore ha pensato e adesso? Ma diciamo sull'entusiasmo mi permetto una battuta, è un entusiasmo che travolge tutta la squadra, e devo dire che in questo il sindaco Trantino gioca bene il suo ruolo di allenatore. C'è grande entusiasmo in tutti i rami dell'amministrazione,
Ovviamente questa è una delega un po' più delicata, che stiamo però affrontando tutti insieme, ovviamente nel rispetto dei propri ruoli, però è una delega che investe un po' tutta l'amministrazione e ci stiamo lavorando. Partiamo dalla fine, ovvero dall'ultima pagina che abbiamo anche raccontato attraverso i nostri telegiornali, e cioè il rinnovo per un mese ai 70 dipendenti che si occupano del consorzio GEMA, quindi il lotto centro di Catania, che poi, diciamolo, insomma, è un lotto veramente molto importante, che è un po' la cartolina, è lo specchio, possiamo mettere tutti i sostantivi che vogliamo, insomma certamente è un nodo importantissimo. Questi lavoratori però dicono un mese è poco, è sempre una sorta di precarietà. Come pensa possa evolvere questa situazione, Assessore? Su questo dobbiamo essere seri, ed essere seri significa essere chiari. Innanzitutto bisogna giocare dei ruoli e bisogna rispettare dei ruoli, lo abbiamo detto ieri ai sindacati, lo abbiamo detto anche ai lavoratori, lo avrei fatto, però ci sono delle regole da seguire, lo avrei fatto anche in assemblea pubblica perché è male non fare, paura non avere, però mi hanno obbligato a incontrarne solo una rappresentanza, ma non avremmo avuto problemi come amministrazione a incontrarli tutti. Perché dico questo? L'amministrazione non entra nelle organizzazioni aziendali, l'amministrazione entra nel controllo e nel rispetto del capitolato. Questo cosa significa? Significa che il compito dell'amministrazione non è quello di dire all'azienda tu devi prenderti questi lavoratori, non siamo soci dell'azienda né dei GEMA né di Supereco né di Ecocar. Il compito dell'amministrazione è dire cara azienda, chiunque, non solo all'800, tu hai un capitolato, ti sei aggiudicato questa gara, devi fare quello che è scritto nel capitolato, fine. Questo immaginiamo, io l'ho spiegato ai lavoratori, guardate che questo è il miglior modo paradossalmente per aiutarvi, perché immaginiamo che per rispettare nella interezza questo capitolato insieme ad alcuni servizi che non erano previsti e di cui comunque la città necessita, ci sarà bisogno di questi lavoratori, però è importante che anche i sindacati facciano comprendere che non è questo il nostro ruolo non è stabilizzare dei precari che l'azienda ha assunto. Non sono dipendenti comunali. Non sono dipendenti comunali, ovviamente gli siamo vicini, li abbracciamo, li ascoltiamo, però bisogna capire che il nostro ruolo è quello di far rispettare le regole. Se questo significherà, come immaginiamo, ma deve dircelo l'azienda, che questi lavoratori necessitino in questo servizio, allora ben venga un risultato di tutta la città, non c'è dubbio. Il rispetto delle regole, stiamo vedendo delle immagini adesso, è fondamentale anche in quella che è il sistema di raccolta della differenziata. Mi pare che la città di Catania, da questo punto di vista, sia, non dico scorretta al 100%, però il rispetto delle regole in molte zone della città, non in una zona in particolare, non c'è. Guardi, non c'è dubbio che prima ancora che lamentarci dobbiamo capire se ciò di cui ci lamentiamo lo abbiamo provocato noi stessi. Questo cosa significa? Che la città la sporcano i catanesi? No, non voglio dire questo. È indubbio però che c'è un 10, 20, 30, non so, per cento che magari rovina il lavoro che stanno facendo tanti catanesi. Cosa significa questo? Significa però che prima ancora che andare a sanzionare, ed è un pensiero condiviso da tutta l'amministrazione e dal sindaco in testa, prima ancora di sanzionare, prima ancora di reprimere, bisogna offrire un servizio alla città. Questo servizio oggi non c'è e non possiamo giudicare una gestione dell'emergenza un servizio. L'emergenza, la segnalazione, la sanzione nasce quando c'è un disservizio. Il disservizio oggi è tutta la città. E allora prima riorganizziamo. Una volta che abbiamo riorganizzato, vigiliamo. Se poi una volta che tu hai il servizio come cittadino, come attività commerciale, hai il servizio, hai un'organizzazione seria, hai tutto e nonostante questo continui a sbagliare. Allora, operazione riorganizzare. Da dove si comincia? Visto che lei ha fatto proprio un elenco. Riorganizzare, vigilare, eventualmente reprimere o punire. Riorganizzare partendo da? Partendo prima di tutto da quello che ci siamo detti dal primo giorno, l'ascolto. Noi non possiamo immaginare di arrivare e avere la soluzione in tasca. Catania è una città complessa, è una città piena di sfumature, le esigenze del condominio non sono le esigenze della villetta, non sono le esigenze del bar, non sono le esigenze del chiosco, insomma c'è tanto in questa città. E allora prima di tutto cerchiamo di comprendere cos'è questa città e quanti servizi dentro il servizio vanno offerti. E poi è chiaro che bisogna correre anche sul tema dei centri di raccolta.
Il nostro obiettivo è arrivare entro il 2024 a un centro di raccolta ogni 25.000 abitanti. Grazie a cosa? Ai 6 centri di raccolta che sono già in itinere, 2 funzionanti, 4 in costruzione e 6 che vorremmo farci finanziare. Siamo in graduatoria e su questo devo dire che il vento a favore di un governo di centrodestra nazionale, regionale, cittadino aiuta, è innegabile. La blocco solo un attimo, quando parliamo di centri di raccolta parliamo delle isole ecologiche, ecco, ma molti cittadini, noi siamo anche un po', no? un punto di riferimento per la gente, lamentano l'inefficienza di quelli che ci sono già. Assolutamente sì, e anche lì bisogna intervenire. Però bisogna andare a fondo sul problema, cioè vale a dire l'obiettivo che ci stiamo dando è entrare nelle famiglie catanesi, famiglie intendo anche famiglie aziendali, perché certo. Catania è una città piena di gente anche che non ci abita, non ha la residenza ma ha un'attività a Catania e che la vive tanto quanto. Allora, oggi io cittadino catanese, quindi per rispondere alla domanda, io cittadino o azienda catanese, perché dovrei differenziare? Al di là del senso civico, della moralità, del pollice verde, se alla fine butto il mio sacchetto in modo non conforme e tanto dopo 2 o 3 giorni mi viene raccolto, butto un sacchetto in una microdiscarica e tanto, per quanto incivile, ma tanto nel giro di una settimana verrà eliminata, se non è una settimana saranno 2, è chiaro che in questo momento noi stiamo in parte incentivando un comportamento scorretto. Quindi lei scagiona un po' il cittadino da questo punto di vista? Non lo scagiono, no, altrimenti domani mattina butteranno tutti. Però dice il cittadino va in questo senso aiutato. Tanto è vero che i risultati di quello che lei sta dicendo sono in questa schermata che adesso vi proponiamo, che fa capo alla media annua del 2022 della raccolta differenziata a Catania, che tra l'altro è suddivisa, parliamo dell'anno scorso, è suddivisa per mesi, come vede, con una partenza del 16,78% a gennaio per finire al 33,77% a dicembre, ma la media annua è del 26,17%, che comunque è bassina, direi. Proprio, abbiamo avuto anche di peggio, ricordo, sì. Angelo, però è bassa. Quindi l'obiettivo sta anche in un numero, no? Assolutamente, però sono numeri che conosco bene. Non c'è dubbio che un'amministrazione, se potesse comunicare nel giro di 6 mesi, un anno, che la raccolta differenziata è salita al 40-45%, sarebbe un grande successo comunicativo. Ma il punto è, l'obiettivo è solo avere una percentuale di raccolta differenziata più alta o è avere una città pulita? Credo tutte e due. Certo. Credo tutte e due, perché è capitato anche in alcuni comuni limitrofi, ma è storia, sono report in cui si è innalzata la percentuale di numeri abbastanza importanti e poi si scopre che 7.000-8.000 tonnellate in meno vengono conferite all'interno di quel comune. Ecco, 7.000-8.000 tonnellate di rifiuti venivano comunque prodotti, dove sono finiti? Immagino da qualche parte. Ma il problema, diciamo, quello dei rifiuti, la città di Catania è un problema che si porta dietro, ma non solo Catania, tutta la regione. Diciamo così che sì. È un problema serio. C'è un problema anche adesso quella che è la tassa sui rifiuti. La città di Catania ha un'elevata percentuale, se non forse la più elevata percentuale, intanto di quello che è il balzello, cioè la tassa. Si paga molto di più, ma c'è anche una elevatissima percentuale di popolazione di residenti che non paga questa tassa. Quali sono? Perché questo credo che sia un altro tema. Se si incassa, cioè se si hanno risorse a disposizione, si può migliorare il servizio. Non c'è dubbio. Sulla tassa sui rifiuti, ecco un aneddoto, tanto per sorridere, di un sorriso amaro. È una delle prime domande che ho fatto il primo lunedì in assessorato. Dico, ma abbiamo mai incrociato i dati di chi paga, di chi ha ricevuto i mastelli? Sì, assessore, certo che l'abbiamo fatto. Bene, allora abbiamo fatto abbiamo fatto le cartelle, insomma, e dico, bene, e poi com'è andata? No, e poi non c'erano i soldi per le notifiche. Dico, scusi, come? Cioè, non abbiamo speso dei soldi per incassare magari 10 volte la somma. Allora, cosa voglio dire, al di là dell'aneddoto amaro? I problemi sono complessi. Sarebbe serio da parte nostra dire abbasseremo la tassa sui rifiuti? Oggi no, non sarebbe serio. Però è un passo, obiettivamente, è un passo che va raggiunto ed è un obiettivo di tutta l'amministrazione, non solo mio o del sindaco.
però lì viene dopo aver riorganizzato il servizio. È ovvio che la gran parte del costo di questa Tari qual è? È il conferimento dell'indifferenziato. Tutte queste micro discariche che noi vediamo non sono altro che indifferenziato conferito a 340-360 a tonnellata. E allora cerchiamo di, come dicevo poc'anzi, riorganizzare il servizio. Riorganizzare il servizio significa pulire, avere più differenziata, avere un sistema che funziona. A quel punto verrà da sé che più differenziata ci sarà, più pulizia ci sarà e meno conferiremo indifferenziata e quindi si abbatterà il costo. Ci sono gli ingombranti, no? Ci sono Catania piena di materassi, di mobili, continuiamo a vederli nei vari angoli della città, anche in centro. C'è chi lamenta il fatto che alla telefonata all'apposito servizio per il ritiro di ingombranti, di elettrodomestici e quanto altro ci siano risposte del tipo non è possibile al momento e viene procrastinata. Questa cosa ha una data un po' così, un po' esageratamente lontana. Le risulta? È una cosa che lei vuole attenzionare? Mi risulta anche perché ho una media giornaliera di segnalazioni che si sta pian piano alzando sempre più. Ero partito con una decina al giorno, ora siamo già a una cinquantina al giorno. Temo per la mia serenità mentale di arrivare al triplo delle segnalazioni. Perché succede questo? Succede questo perché ovviamente c'è un servizio, non voglio dire sempre le stesse cose, non organizzato. E quindi qual è il compito di un'amministrazione? Anche fare questo. Cosa significa? Che se accadono questi disservizi, ditecelo, perché sono dei servizi da offrire, previsti, e quindi come è accaduto per altre cose, e non questo... badiamo bene, in antitesi alle aziende. Io vengo dal mondo delle imprese, quindi figuriamoci se voglio stare lì a bastonare, non è questo lo spirito, non è questo l'obiettivo, ma come è accaduto in questi 10 giorni in cui sono state prodotte dagli uffici penali per circa 63.000 euro, a cui andranno aggiunte le fatture per il costo dello sciopero di venerdì, a cui andranno aggiunte le penali per lo sciopero, quindi non so se arriveremo a 100.000, quello che sia, poi ci sarà un contraddittorio e quant'altro. Ecco, non vogliamo essere l'amministrazione delle penali, però siccome questi sono disservizi, su servizi che comunque devono esserci, ditecelo, perché interverremo anche su queste cose. Sempre a proposito, lei prima faceva riferimento alle isole ecologiche. Molto spesso le isole ecologiche non riescono ad accogliere il conferimento perché ci sono i cassoni pieni, perché è esaurito lo spazio per il vetro, è esaurito lo spazio per i metalli. Tutto questo crea un disagio. Molto spesso attorno alle isole ecologiche si creano delle non micro ma macro discariche, perché il cittadino che arriva per scaricare l'auto a un certo punto, adesso so che ci sono anche dei sistemi di videosorveglianza per dissuadere chi volesse scaricare, però molto spesso si ritrovano attorno all'isola ecologica discariche vere e proprie, e quello dovrebbe essere diciamo il centro raccolta per, non dico risolvere il problema, però per fare liberare il cittadino. L'assessore ci dice la riorganizzazione. Capirete che 2 isole ecologiche, perché 2 ne abbiamo ora in funzione, per Catania sono loro dicono la giustificazione per quello che noi riceviamo è che non possono andare a smaltire perché i centri che sono abilitati per smaltire non accettano, perché magari hanno anche lì. Allora forse non siamo pronti per fare la raccolta differenziata, non come Catania, ma in generale come sistema. Lì dobbiamo alzare il livello del dibattito di un altro scalino e andare sul piano regionale. È notorio a tutti che questo governo regionale con la presidenza Schifani ha posto il tema insieme al governo nazionale dei cosiddetti termovalorizzatori, che è un nome forte, poi in realtà sono dei centri di smaltimento dei rifiuti che non producono, eccetera 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 eccetera. Ci sono 2 progetti già molto importanti, uno per Catania, uno per Palermo. Schifani è un presidente che ha detto a chiare lettere: se non faccio questa cosa ho fallito, e quindi è un obiettivo molto forte che sente. È chiaro che
c'è un problema anche a monte, nel senso che queste discariche stanno esplodendo, quindi è un tema che esiste. E lì però se io perché non ne parlo? Perché se parlassi del tema delle discariche e basta, sarebbe come a dire non possiamo fare nulla, rimarrà tutto così, ma allora che ci stiamo a fare? Quindi c'è questo problema, esiste, ricevo mail ogni 2 o 3 giorni, non accettiamo più il legno per questi giorni, non accettiamo più l'umido per questi giorni, è un problema che esiste. Però anche lì si può fare tanto in ogni caso, perché qualora arrivassimo a quello che dicevamo poc'anzi, le 12 isole ecologiche, il problema già si allieverebbe di molto. Siamo in chiusura, Assessore, e io credo che ci dovremo in qualche modo rincontrare, Con perché piacere. gli step che lei ha in qualche modo elencato non sono cose che si verificano dall'oggi al domani. Noi però abbiamo l'estate, il caldo, il cumulo dei rifiuti. Mi dica per favore una ricetta, una medicina da utilizzare per la situazione di emergenza, il caldo. Me ne dica una molto brevemente, poi ci salutiamo. Guardi, lo ha detto il sindaco bene, non abbiamo la bacchetta magica, Ok. quindi non è immaginabile dire ai catanesi guardate, schiocco di dita, la città domani è pulita. Però siamo sul pezzo, lavoriamo 18-20 ore al giorno e tutte le emergenze legate alle spiagge, perché ad esempio c'è un tema delle spiagge, le stiamo tamponando, siamo impegnati, il sindaco anche nella qualità di sindaco metropolitano ha anche dato mandato agli uffici per tutti i problemi delle vie metropolitane della provincia, San Marco, Librino, si sta intervenendo anche su quello. Un pezzo alla volta stiamo risolvendo, però alla città diciamo stateci vicino perché no. Va bene, allora Assessore, io la ringrazio moltissimo, Grazie noi mille. la ringraziamo moltissimo, le Grazie. auguriamo buon lavoro e ci rivedremo certamente per confrontarci su quello che accade in città. Detto questo, noi ci fermiamo, Angelo, per una pausa e torniamo tra poco con un altro argomento, sempre qui a Buongiorno Sicilia. Sicilia, e adesso ci occupiamo di un tema affascinante ma che ci deve far riflettere al tempo stesso, perché parliamo delle farfalle. Chi non ha fatto alla vista di una farfalla magari colorata in modo particolare destano sempre sorpresa, dall'altra parte forse ne vediamo sempre di meno, dovremmo domandarci il perché. Oggi abbiamo con noi due graditissimi ospiti che saluto, c'è Ettore Barbagallo, presidente del Museo dell'Etna di Via Grande, e Susanna Caruso, responsabile scientifico della Casa delle Farfalle. Allora, ben trovati. Vogliamo cominciare con la bellezza, subito, così Angelo. Cominciamo con la bellezza delle farfalle che sono in questa teca e che vogliamo far vedere in favore di telecamera, possibilmente, ecco, la avvicini un po', la metta un po' più dritta in modo tale che cerchiamo di agevolare. Non si vede benissimo, ma immaginiamo, ecco, sono dei colori che spaziano dall'avorio al giallo, all'arancio, al verde. Eccole qua, eccole qua. Queste sono farfalle già in pericolo estinzione? Alcune di queste sì. Quali in particolare siamo qui oggi per lei, l'Aurora dell'Etna, questa che indico qui, questa bellissima farfallina con questi colori che ricordano il sorgere del sole, ecco perché il nome, Aurora dell'Etna. Ecco, poggiamo pure la teca, abbiamo cercato, ecco, la vediamo meglio così, dottoressa, Sì. Eccola qui. Perché è in estinzione questa farfalla? Che cosa stiamo combinando noi umani? E stiamo innanzitutto alterando l'habitat naturale di questa specie, così come di tante altre specie. Stiamo riducendo le aree verdi, stiamo inquinando con i pesticidi che si utilizzano soprattutto in agricoltura e che portano alla rarefazione della specie di pianta che necessita per la crescita di questa farfalla, per lo sviluppo. Perché ogni specie di farfalla ha una cosiddetta pianta nutrice, in assenza di quella pianta
la farfalla non può riprodursi. E per questo, Ettore Barbagallo, avete in qualche modo fatto cerchio su questa cosa e lanciato un'iniziativa che riguarda proprio una sorta di SOS, no? Sì, ormai da qualche anno, con il tema dell'aurora dell'Etna e con la scusa che la Casa delle Farfalle ovviamente accoglie tantissimi tipi di farfalle, cerchiamo di sensibilizzare innanzitutto la gente sulle problematiche ambientali, sulle questioni appunto appena dette dalla dottoressa Caruso, sul problema che riguarda un po' la biodiversità del nostro territorio. In particolare su questa farfalla svolgiamo un progetto che abbiamo portato avanti in collaborazione con l'Università di Catania, con il Ministero dell'Ambiente e con l'Unione Italiana Zoo e Acquari. È un lavoro, diciamo, di ricerca abbastanza attento, ma che non si esaurisce in pochi mesi. L'altra iniziativa che stiamo portando avanti è quella della creazione di una oasi della biodiversità. È una grande area sempre nei pressi del museo e del Museo dell'Etna e della Casa delle Farfalle che abbiamo a Via Grande e che ovviamente ospiterà piante nutrici delle farfalle, ma ovviamente anche nettarifere sia per le farfalle che per le api, perché ovviamente tra gli insetti impollinatori più importanti certamente ci sono le api e quindi diciamo, l'iniziativa deve mettere insieme un po' tutte queste esigenze. La curiosità è più nei bambini verso le farfalle, la domanda perché insomma un po' tutti abbiamo portato i nostri figli È vero, alla casa delle farfalle. Esattamente, oppure insomma c'è anche una coscienza, diciamo così, negli adulti, perché i bambini sono affascinati da questo mondo. Noi adulti siamo più tentati e portati ad essere poco diciamo, avvezzi a interessarci proprio non solo dell'insetto ma in generale anche dell'ecosistema. Abbiamo detto prima che distruggiamo non solo il mondo delle farfalle ma anche il nostro mondo, certo. Attenzione, la riflessione che va fatta è questa, ma i bambini come si approcciano a questo universo, perché è un universo? Io credo che i bambini sono molto sensibili e attenti a queste tematiche. La Casa delle Farfalle ha questo particolare ruolo, insomma, ci teniamo anche a fare in modo che sia un luogo magico, no? che attira, che coinvolge, e quindi non soltanto i bambini. E devo dire che la partecipazione e l'attenzione che poi viene rivolta anche subito dopo la visita alla Casa delle Farfalle riguarda un po' tutti, a qualsiasi età. Questo ovviamente fa bene. Certo, l'investimento, diciamo, nelle nuove generazioni è ancora più prezioso perché le azioni che dovranno seguire per la tutela del nostro ambiente naturale deve innanzitutto partire da loro. Ecco, ma qual è il ruolo della farfalla nel ciclo naturale? Ricordiamo l'importanza di ogni essere vivente, no? In questo caso delle farfalle. Assolutamente, le farfalle sono tra i più importanti impollinatori, insieme alle api, perché visitano i fiori per nutrirsi. Nel momento in cui si poggiano su un fiore, il nettare, non solo, ma il polline in particolare, si appiccica sulle zampette e visitando il fiore successivo quel nettare impollinerà, quel polline permetterà la riproduzione della pianta. Quindi questo è il principale ruolo. La riflessione, pensando a queste cose, ogni giorno noi non è che pensiamo a quanto accade, no? La nostra vita è fatta di velocità, non pensiamo a nulla, però se incominciamo a fare questo tipo di riflessione, magari cominciando dai bambini, certo, che si portano dietro questo bagaglio, poi ci rendiamo conto di quanto sia preziosa la farfalla ma anche la pianta. No, ma c'è una scatola lì delle meraviglie, anche quella, non è che noi, cioè, non è che la guardiamo solo noi, dobbiamo farla vedere. Allora, ecco, l'Aurora dell'Etna, questo è il progetto, in questa scatola il disegno. Di chi è questo disegno? Ha fatto qualcuno in particolare? Noi volontari della nostra associazione, sì. Questa è una teca che utilizziamo per l'attività didattica proprio per le scuole. C'è qualcosa per che noi possiamo fare? C'è un appello che voi lanciate alle persone? Sì, assolutamente. E qual è? Allora, le farfalle comunque sono dei bioindicatori, cioè la loro presenza o la loro carenza ovviamente dà un indizio sulla qualità dell'ambiente. Dove ci sono più farfalle l'ambiente è migliore, non c'è dubbio.
E quindi per questo è il simbolo dell'aurora dell'Etna, per questo è il simbolo delle farfalle in generale per l'ambiente. Sì, ci sono diverse azioni che possiamo compiere noi, diciamo, umani e consumatori, per cercare di aiutare un po' in generale, simbolicamente la farfalla, ma un po' tutto l'ambiente. Innanzitutto cercare di limitare quanto più possibile le attività che producono inquinamento. Questo insomma se ne parla spesso e ovviamente l'attenzione c'è sufficiente. Quello che manca certamente è una particolare attenzione nella conservazione delle anche piccole aree di erbe spontanee. Abbiamo una tendenza a eliminare tutto, a sfalciare, a tagliare in qualsiasi momento senza consentire alle piante spontanee di compiere tutto il ciclo vitale, compreso ovviamente i fiori, le infiorescenze che sono utilissime. E questa azione ovviamente è molto limitante, proprio perché non consente la sopravvivenza e il completamento del ciclo di molte specie di impollinatori. Questo bisogna fare molta attenzione. Devo dire che molti luoghi, diciamo, io sono stato da poco a Milano, dicevo questo a Susanna, e ho visto che a Milano, dove sono molto attenti alla cura del verde, in quasi tutte le aree è prevista una zona di erbe spontanee che sembra abbandonata, non è abbandonata, ma è semplicemente... Dottoressa, andiamo a chiudere. Sì, volevo aggiungere a qualcosa. livello casalingo, chi ha un giardino ma anche un balcone con i fiori, pensi a quanto appena detto, e quindi magari lasciare un po' di ortica nel giardino, la consideriamo tutti un'erbaccia infestante da togliere. Avrò una scusa per lasciare tutto com'è, quindi va benissimo, insomma. Sì. Oltre che serve per fare il risotto, serve tantissimo come pianta nutrice di una delle nostre farfalle siciliane, ad esempio. Oppure non utilizzare continuamente pesticidi sui fiori, ma appena vediamo il piccolo afide che ci dà fastidio. Aiutiamo. Ecco, usare magari metodi più naturali per la cura delle piante. E poi possiamo anche mettere queste collane che raccontano di un SOS, ovviamente questo è il sorriso, no? Perché è del desiderio di dare, insomma, salvezza e di salvare questa bellissima aurora dell'Etna. Noi vi ringraziamo molto per la vostra presenza, sono chicche che raccontiamo al nostro pubblico, la Casa delle Farfalle e soprattutto questo progetto di salvezza per questa farfalla bellissima, insomma, cerchiamo di tutelare il nostro ambiente. Grazie ancora per essere stati con noi. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco sempre con un altro argomento. A Buongiorno Sicilia. Ancora a Buongiorno Sicilia con Roberta Lunghi e Angelo Gagliano, che continua a controllare i suoi giornali e fra poco chissà che non curioseremo appunto tra le notizie più interessanti. Ora adesso parliamo della possibilità di investire qualche risparmio e dunque abbiamo bisogno di un'esperta in questo senso che ci possa aiutare a capire dove dirigere meglio il nostro denaro. Quindi salutiamo Samantha Agata Maccarone, esperta in investimenti di beni di rifugio. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, è di ieri il report della Banca d'Italia. Nel report della Banca d'Italia si evince che l'economia in Sicilia cresce tanto quanto nel resto del paese, ma si evince soprattutto che diciamo, i redditi delle famiglie siciliane sono cresciute nell'anno del 5,6%. C'è qualche soldino in più. Dove possiamo pensare di investire anche delle cifre non esagerate? Esattamente quello che pensavamo, è appunto che diversamente da quello che si pensava, in realtà in questo momento è un momento proficuo, il momento per investire in oro. I metalli preziosi sono probabilmente questo è il momento probabilmente più redditizio per i metalli preziosi. Di conseguenza, come dicevamo la volta precedente, chi fa un investimento oggi, ripeto, anche di piccola entità, non è necessario fare grandi investimenti, si può partire anche con appena 300 euro, è possibile comunque guadagnare veramente tanto. Ci sono già delle stime che si possono fare? Ci sono delle stime, sì, possiamo dire con assoluta certezza, ad esempio, che negli ultimi 5 anni la quotazione dell'oro è salita del circa il 100%, quindi chi ha investito 5.000 euro 5 anni fa oggi se ne è ritrovati circa 10.000.
Beh, insomma è un trend importante. Una volta si diceva il mattone, no? Una volta si diceva il mattone, in realtà l'immobiliare ha perso tanto, o comunque questa è una teoria che ognuno, diciamo, esplicita in un modo diverso. Possiamo però dire con assoluta certezza che se eravamo abituati ad acquistare i gioielli a 20-25 mila lire al grammo in qualche tempo fa, oggi siamo addirittura arrivati a una quotazione che supera i 60 euro grammo, quindi la quotazione dell'oro è veramente alle stelle. No, la riflessione che facevo a proposito degli investimenti mattone oro, l'investimento nel mattone era molto più, diciamo, difficile, complicato, investimento esoso, no? Forse un po' meno oggi, ma adesso sempre lo stesso, comunque rispetto, richiede un grande investimento. in oro, perché se puoi partire con 300 euro certamente non puoi investire in un'abitazione con 300 euro. Diciamo è tutto anche proporzionato alle dimensioni. Pensate che una casa è tanto grande, no, da tenere, e invece un lingottino di oro basta uno spazio così per tenere nelle mani forse 50-60 mila euro. È sempre bene affidarsi a una consulenza, però, è sempre bene affidarsi immagino. alle persone giuste, lo ripetiamo da tanto tempo. Purtroppo anche di recente abbiamo sentito di alcune truffe. Esiste un metallo ferroso non prezioso che assume il nome di tungsteno, ne avrete sicuramente sentito parlare, e questo metallo ferroso ha la particolarità di avere lo stesso peso specifico dell'oro. In realtà quando poi questi lingotti vengono tagliati a metà, quindi pesano sempre 5 grammi o 10 grammi o 20 grammi che sia, una volta però che vengono tagliati, che vengono spezzati a metà, troviamo la sorpresa perché in realtà non sono d'oro. Quindi affidarsi alle persone giuste. Ma come facciamo a riconoscere? Le persone noi da giuste, casa non possiamo tagliarlo, ovviamente. Chiaramente sì. Allora diciamo che ci sono tutta una serie di sicurezze. Probabilmente la più importante è quella dell'iscrizione all'interno degli albi presenti nei tribunali, come nel caso mio, nel caso del gruppo che io rappresento, che poi è Orofollia. L'iscrizione negli albi tribunali è sicuramente un elemento importante. Un altro elemento importante potrebbe essere ad esempio la certificazione dei lingotti. Nel caso di alcuni lingotti rappresentano un QR code dietro questi lingotti stessi, basta semplicemente inquadrarlo per scaricare la certificazione, e quindi il certificato che attesta la purezza del metallo prezioso, la caratura, il peso e quant'altro. E invece per quanto riguarda le pietre preziose non è il momento, un investimento anche più quello? lungo in realtà, è sicuramente un investimento proficuo, anzi se proprio dobbiamo dire forse anche più dell'oro. La differenza con quella dell'oro è che mentre per l'oro è un investimento, oserei dire quasi immediato, ecco, diciamo che in un anno riusciamo addirittura a recuperare il capitale, forse anche meno. Nelle pietre preziose in realtà è un investimento medio-lungo, di conseguenza un minimo tempo è quello di 5 anni. Quindi se si acquista bisogna almeno tenerlo per 5 anni. Esatto. Va bene, allora io la ringrazio, è stata una Grazie a pillola voi. estremamente, come dire, chiara, esaustiva e utile, immagino. E consigliamo a tutti i nostri telescoltatori di investire in oro. Investire è il momento nell'oro. giusto. Benissimo, Sì. allora grazie davvero. Grazie Noi a invece voi. consigliamo ai nostri telespettatori di guardare insieme e lo facciamo così. Ai grandi della... E lei è una grande siciliana, una siciliana alla quale vogliamo bene e che con la sua voce ha portato la Sicilia. E lei è catanese precisamente ed è una voce... Devo metterli? E io una siciliana... Oh. Ah già. E quindi facciamo... Marcella Bella! Oh, Marcella Bella, insomma un po' così, diciamo le cose come stanno. Allora, questa era una pillola di Insieme Show. Oggi Angelo abbiamo fatto alzare molto presto due donne meravigliose che rappresentano l'immagine di una, come dire, di una nuova pagina del Taormina Film Fest. Noi ci colleghiamo subito con Taormina, dove vediamo accomodate, questo ci fa almeno piacere, in luogo incantevole
due figure, come dicevo, emblematiche. Da una parte alla sinistra Ester Bonafede, che saluto, buongiorno, sovrintendente di Taormina Arte, e Beatrice Venezzi, che invece rappresenta la direzione artistica, direttore d'orchestra, che ha portato la sua sensibilità artistica all'interno del Taormina Film Fest e che continuerà ovviamente la sua opera per Taormina Arte. Buongiorno Ester Bonafede, allora siamo praticamente all'ultimo, non le sento, per cui dovremmo cercare di ottimizzare. Buongiorno. Buongiorno Ester Bonafede, buongiorno sovrintendente. Allora, ci siamo, oggi è il 30, domani ci sarà la cerimonia dei nastri d'argento. Possiamo già fare un parziale bilancio di questa edizione? Assolutamente sì, siamo assolutamente soddisfatti di questa nostra avventura, perché si concluderà proprio il 1° luglio con la consegna dei nastri che ritornano a Taormina dopo un momento di pausa, e lo fanno con la consegna al miglior film dell'anno, che è La stranezza di questo premio importante. Durante tutta questa settimana che ha preceduto appunto la consegna dei nastri, noi abbiamo ogni giorno aggiunto un pezzo importante a questa edizione. È stata un'edizione contrassegnata anche dalla necessità in tempi brevi di realizzare un festival che potesse essere in linea con la continuità che il festival prevede. È la 69esima edizione. Probabilmente all'origine non erano chiare le condizioni con le quali noi avremmo potuto amministrare e condurre questo festival, perché abbiamo cominciato a marzo, perché ci è stato consentito anche da un atto di fiducia dell'assessore al turismo Elvira Amata, che ha ritenuto che noi potessimo quest'anno nuovamente riprendere l'egida del festival. Oggi siamo consapevoli di aver fatto la scelta giusta. Il festival è stato accompagnato dall'esordio, dall'evento importante del Galà Pavarotti, che ha aperto anche con una chiave che sicuramente è in linea con le caratteristiche multidisciplinari della Fondazione, per cui abbiamo avuto un evento che, insieme a essere musicale, ha dato l'opportunità al pubblico di vedere attraverso dei video l'immagine del maestro che ha condotto la serata, accompagnando poi le esibizioni degli importanti protagonisti che sono stati presenti in una formula che è già stata registrata in passato di successo. È straordinaria, perché da quanto tempo non si vedevano queste voci insieme in un unico contesto, in un unico luogo, per un unico evento. È stata un'apertura che in qualche modo ha contraddistinto il carattere che noi vogliamo dare dell'eccezionalità. Noi tendiamo a realizzare degli eventi che siano in qualche modo anche l'emblema del timbro della Fondazione. Noi abbiamo una storia importante, la stiamo rinnovando, la stiamo facendo anche rinascere secondo quello che è il criterio anche della contemporaneità. Ecco perché il festival è stato caratterizzato dalla presenza non soltanto di artisti, ci sono stati ogni sera dei cast importanti che hanno caratterizzato le proiezioni della serata, ma in più abbiamo avuto... Per questo le chiedo scusa. Abbiamo avuto delle novità anche proprio come caratteristiche degli ospiti, pensiamo agli influencer e non solo. Esatto, c'è stata insomma la capacità di guardare a 360 gradi nel mondo che ci circonda, nell'arte non solo, e per questo vorrei sentire Beatrice Venezzi, garbata ed entusiasta, come dire, io stavo per dire direttrice, so che la Venezzi su questo tema è abbastanza netta, direttore artistico, così come allora Beatrice, è stata una bella esperienza. Di solito quando un evento si vive si è praticamente già alla fine, no? Perché il lavoro, quello duro, quello difficile, quello che ha portato alla creazione dell'evento è già alle spalle, però possiamo dire che ancora c'è tanto altro nell'ottica dei grandi nomi, così come anche dei nomi che emergono. Sì, c'è molto altro. Noi andremo avanti fino al 18 di agosto con il Festival Taormina Arte, che vede la sua prima data l'8 luglio con la prima opera in cartellone, il trittico di Giacomo Puccini, appunto composto da 3 opere
forse tra le più celebri, Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi, anche questo con un cast eccezionale che vede tanto grandi nomi con esperienza ultra ventennale, quanto giovani alle prime esperienze che abbiamo selezionato, tra l'altro proprio assieme a Nicoletta Mantovani e dunque assieme alla Fondazione Pavarotti, proprio anche per riuscire a tentare di creare, e sono molto felice di poter dire che ci siamo riusciti, questa atmosfera da bottega, no? La trasmissione della conoscenza, dell'artigianato, del fare teatro appunto. E quindi poi andremo avanti con grandissimi nomi sia della lirica che della concertistica. Verrà Pinchas Zuckerman, è forse il più grande violinista vivente, ma anche il balletto, Eleonora Bagnato, Jacopo Tissi, ancora spettacoli di prosa, avremo Pietrangelo Buttafuoco, uno spettacolo diretto poi da Giancarlo Marinelli in coproduzione con il Teatro Olimpico di Vicenza, insomma un cartellone veramente ricco. E per il pubblico, tutti i pubblici, veramente il pubblico più ampio possibile, ma soprattutto, questo ci tengo a dirlo, noi stiamo già lavorando al prossimo anno, alla prossima stagione. Ma è sempre così, insomma, quando l'ho detto, ormai il più è fatto, quindi pensate già al futuro. Allora, ieri sera c'è anche l'attenzione da porre sul cinema, un film italiano molto apprezzato, peraltro trasmesso in anteprima mondiale, il film dedicato ai peggiori giorni, con una regia divisa a metà, mettiamola così, tra Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Edoardo Leo ieri è stato insignito anche di un premio della Fondazione, vero Esther? Sì, noi abbiamo voluto caratterizzare le serate del Taormina Film Fest dalla consegna di premi. Uno di questi premi è stato alla regia e abbiamo voluto darlo a Edoardo Leo proprio perché ritengo che lui possa incarnare, soprattutto per la commedia italiana, ma non solo ovviamente, nel mondo, la figura del giovane regista che riesce attraverso temi specifici a trasmettere nel mondo non soltanto del cinema ma della collettività i valori. Lui è molto attento ai dettagli, alle sfumature, ai sentimenti, al pathos, e secondo me ha anche una sensibilità poetica, e questo tratto è stato valorizzato anche ieri sera perché la proiezione è stata straordinaria. Però abbiamo ritenuto di voler premiare questo giovane regista perché, oltre che essere attore, si sta rivelando assolutamente adeguato al momento storico in cui la commedia, è stato detto ieri sera sul palcoscenico, e la commedia italiana può diventare nuovamente l'emblema attraverso il quale non soltanto comunicare film che siano in linea, no, con Sì. il sintomo del famoso benessere di cui ho già parlato, perché la commedia può avere anche un aspetto amaro, ed è soprattutto da questo che può rinascere anche il senso dell'ironia che appartiene al nostro popolo italiano. Noi siamo molto autocritici, non è vero? Il popolo italiano è un popolo sensibile ma anche consapevole di questo connubio tra melanconia e arte, no? Certo, E in fondo la assolutamente, commedia è Esther. sempre Tra l'altro melanconia e arte. tra l'altro questa sera so che il premio verrà dedicato alla memoria di Gina Lollobrigida, è così? No, allora, il premio alla memoria di Gina Lollobrigida è stato consegnato ieri perfetto. sera. Allora, il ieri. premio a Edoardo Leo nella serata precedente. Perfetto. Lo abbiamo fatto per dare anche una percezione che il film che ieri sera ovviamente vedeva sul palcoscenico tutti i protagonisti del cast e i due registi fosse un momento, invece il premio è un'altra cosa, la proiezione del film ieri è un'altra cosa, il premio è un'altra cosa, e quindi abbiamo voluto distinguere i due momenti. Stasera c'è un altro premio, però non vogliamo dare le anticipazioni, dovete venire tutti in teatro a sentire, guardare, percepire questo spirito. La percezione è che nasca rispetto al festival, quello che in fondo il festival vuole essere un momento di pensiero collettivo, e quindi sul pensiero collettivo qualche mistero dobbiamo mantenerlo. Ha ragione, assolutamente ragione. Allora, andiamo su Beatrice Venezzi. Le chiedo
Lei guarda le stelle, nel senso lei che è già una stella di suo, no? Lei si consulta un po' con le stelle quando deve fare qualcosa. Sa perché glielo dico? Perché noi abbiamo una figura nei nostri appuntamenti che è quella di Marco Amato, che ha studiato un po' il suo quadro astrologico. La vuole conoscere? Allora sono curiosa, voglio sapere tutto. Allora Marco Amato, buongiorno, ce l'abbiamo a casa con la sua tazzina particolare, ogni giorno una. Allora Marco, una figura apparentemente delicata, quella di Beatrice Venezzi, ma che sicuramente cela la forza di una donna di grande spessore, di profondità, di talento. Sono riuscita a interpretare? Assolutamente sì, e in maniera proprio magistrale, ne hai colto l'essenza, Roberta, proprio perché questa forza è la forza del mare, è la forza dei pesci, è la forza di tutto ciò che in questo segno zodiacale si sintetizza in una maniera molto bella. Ecco, le due splendide signore sono oggi in una cornice stupenda che è quella del teatro greco di Siracusa. Ed è proprio la grecità. Di Taormina, Marco. Di Taormina, scusate. Scusate. E proprio quel teatro mi dà modo di parlare, proprio la grecità che mi viene in soccorso per spiegare un po' la valenza dei pesci. La musica cos'era per i greci? La musica era una roba da muse. Quindi la musica era semplicemente quello che collegava tutte le muse insieme, non era una arte in sé, ma era la coine di tutte quante le arti. Ciò vuol dire che la forza di questo talento occorre di un contenitore che abbia un'anima speciale, e lo zodiaco fa risiedere proprio l'essenza della musica proprio nei pesci, proprio perché il segno zodiacale è spiritualmente più ampio, quello più dotato di spirito di sacrificio, quello che ha le onde del mare, capace di essere calmo, agitato, tempestoso, ma sempre generoso, fluttuante, veloce nel suo scandire sempre vita e nel suo divenire continuo. Nei pesci c'è la forza della dolcezza e soprattutto una grande abnegazione e spirito di sacrificio per tutto ciò che si fa. I pesci sono il segno del sublime. Benissimo, allora Beatrice, insomma, si riconosce in tutto questo? Ma insomma, se lo dite voi io ci credo, mi fido, ecco, per cui... Allora, Beatrice Venezzi, Vi ringrazio, splendida, anzi. splendida personalità, resterà a Taormina per tutto il periodo, perché ricordiamo appunto il cartellone, l'ha detto, è ricco di appuntamenti. La sua presenza sarà garantita per quasi tutta l'estate? Assolutamente sì, sarò sempre qua per tutti gli appuntamenti principali e non solo, anche quelli, sia quelli al Teatro Antico, sia quelli alla Villa Comunale, sia nelle altre venue che utilizzeremo per i nostri eventi, appunto. Quindi io sarò qua fino al 18 agosto sostanzialmente. Bene, allora io voglio ringraziare Ester Bonafede che se Beatrice Venezzi pensa al futuro, Ester Bonafede assolutamente sta certamente facendo la stessa cosa, perché quello di quest'anno è stato un ritorno alla produzione, no? È stato un anno anche complicato perché non è facile ristabilire alcuni equilibri. Io credo che Ester sia contenta di quello che è accaduto, ma conoscendola immagino che il dopo sarà ancora più bello. Allora, io e Beatrice credo che si colgano, abbiamo un sodalizio, cioè siamo solide, abbiamo la sostanza non soltanto della condivisione delle azioni, ma posso dire anche della condivisione del pensiero, quindi anche della genesi del pensiero che è la creazione. E noi siamo già proiettate verso l'anno prossimo, ma in maniera anche con un fil rouge che in qualche modo trae dall'esperienza di quest'anno, per esempio per il Taormina Film Fest, le fondamenta, perché la 70ª edizione, che sarà ugualmente straordinaria, ma sarà caratterizzata, voglio dirlo in anticipo, anche da una cosa che probabilmente non siamo riusciti per un fatto intanto di capienza, perché le giornate poi trascorrono e questo festival è contingentato, ma poi abbiamo dovuto fare anche delle scelte di natura temporale.
Mi piacerebbe molto, proprio perché noi siamo una fondazione che si occupa di tutte le arti, valorizzare il rapporto tra la musica e il cinema, quindi tra il cinema e la musica. Credo che questo lo sia dicono già grandi stato, registi. è vero Sì. Esther, le avvisaglie però devo dire ci sono state anche quest'anno, per cui complimenti, Sì. è verissimo, questo è un lavoro concettuale oltre che ovviamente, no, di grande impatto di spettacolo. Allora io vi devo purtroppo... E poi sulla produzione, voglio Sì. solo dire, sulla produzione faremo in linea con quello che quest'anno sta accadendo, caratterizzeremo in forma sempre più autoctona la produzione della Fondazione Taorminarte nel Festival Taorminarte. Grazie, Produciamo grazie. soltanto noi, ecco. Grazie Esther Bonafede, grazie da parte di tutte noi per aver portato a Taormina Harrison Ford, però naturalmente ricordiamo che ci sono 2 serate ancora da vivere, stasera e domani con i nastri d'argento. Angelo, però adesso spieghiamo al nostro pubblico, grazie ancora a Esther Bonafede e Beatrice Venezzi, spieghiamo al nostro pubblico quante cose belle ci sono da fare nel nostro fine settimana. Vediamo. Buon weekend! Dei suggerimenti per chi in questo fine settimana ha voglia di uscire e gustarsi un po' della nostra Sicilia. A Catania, nell'imponente scenario del porto, da oggi fino al 2 luglio c'è Pop-Up Market Sicily. Colori, suoni, sapori, profumi, ma anche vintage sellers ed artisti, cibi orientali e street food catanese, insomma un appuntamento per tutti i gusti. Catania risuona delle note di grandi artisti provenienti da tutto il mondo. Fino al 2 luglio ritorna il Marranzano World Fest, dal Giappone al Mali, dall'Ungheria al Brasile. I protagonisti sono gli strumenti pizzicati e la musica, vero linguaggio globale. A Palermo invece, fino al 6 luglio, si ride sotto le stelle, cinema, concerti e lo show di Gianni Nanfa. A San Lorenzo Mercato c'è la rassegna che unisce musica, cinema e cabaret. A Monreale dal 1 luglio inizia una lunga estate di eventi, appuntamenti per grandi e bambini, spettacoli, concerti, per uno dei cartelloni più ricchi degli ultimi anni. È l'estate monrealese. Al Parco Archeologico di Selinunte fino al 13 luglio la mostra Ars Edificandi, il cantiere del mondo classico. Vi spiegherà quali erano le reali tecniche di costruzione di templi, quali le macchine per spostare gli enormi blocchi. Insomma, edificante. A Taormina fino al 1 luglio c'è ancora il Film Fest. Il festival, giunto ormai alla sua 69esima edizione, vedrà star internazionali, anteprime mondiali ed oltre a 60 film presentati in diverse aree. Ah, per chi volesse incontrare Johnny Depp o Harrison Ford, un appuntamento da non perdere. A Vulcano invece fino al 2 luglio ci sarà Stradarte Vulcanara, un lungo weekend di cabaret, workshop, spettacoli, fire music jam e la performance delle giovani vulcanare della scuola di tessuti aerei. Una vera forza della natura. E anche ad Enna è Domenica al Museo, il tradizionale appuntamento che prevede ogni prima domenica del mese l'ingresso gratuito in parchi archeologici, musei e luoghi di cultura. È un'iniziativa dell'Assessorato regionale dei beni culturali. Per maggiori info www.parchiarcheologici.regionesiciliana.it. A Siracusa fino al 2 luglio la grande danza in scena al Teatro Greco. Ulisse, l'ultima Odissea. È uno spettacolo che sorprenderà il pubblico. Ballerini, acrobati, musica folk rock e danza contemporanea. Insomma, di sicuro non vi annoierete. Anche a Donna Lucata, in provincia di Ragusa, sul lungomare fino al 4 luglio, sono protagoniste le fotografie. Solstizio, il giorno più lungo, la notte più breve. È una mostra collettiva dove 14 autori di nazioni e generazioni diverse ci danno le loro prospettive su questa ricorrenza densa di significati e celebrazioni. Buon weekend a tutti!
tantissimo da vedere in questo fine settimana e per quanto ci riguarda 2 cose da ricordare, caro Angelo. Intanto che da lunedì ritorna al timone di Buongiorno Sicilia Michele Cucuzza, per cui io ringrazio i telespettatori, si conclude questa mia settimana insieme a te, ma ritroverai Michele, ritroverete Michele che torna, e poi che il 30 di giugno del 1936 a Campobasso nasceva il cantante Tony Dallara e con la sua Come prima noi chiudiamo questo appuntamento. A lunedì per me. Per me non si sa. Buongiorno Sicilia, grazie. La mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me e a nessuna voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. Come prima, più di prima t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani